Famiglie sempre più piccole e frammentate, abitazioni ridotte, una mobilità in crescita e un ricorso sempre più massiccio agli acquisti e ai viaggi low cost. Sono alcuni dei tratti somatici dei veneti che emergono dal rapporto statistico 2010, lo strumento della regione che misura il polso al territorio, dalla qualità di vita degli abitanti all'economia. Quello che emerge dal rapporto è un profilo sempre più metropolitano. Il Veneto dei municipi, delle piccole comunità locali sta trasformandosi molto rapidamente in una più grande metropoli che ha un centro molto denso fra Padova, Venezia e Treviso e che proprio in queste tre province dimostra il massimo della sua capacità competitiva di reazione al momento difficile che stiamo vivendo. Ed è qui che nascono i centri di ricerca e le strutture più all'avanguardia, ma il Veneto deve fare i conti con un tallone d'Achille, i giovani. Anche se l'occupazione resta più alta che nel resto d'Italia, la popolazione tra i 15 e i 64 anni che risultava occupata nel 2009 era il 64,6%, 2 punti in meno rispetto al 2008, e i giovani hanno meno prospettive degli altri. Non basta essere bravi, non basta ottimizzare, bisogna fare anche delle politiche innovative, soprattutto verso il mondo dei giovani, che sono quelli che stanno, non loro arrancando, noi sistema arrancando perché non abbiamo risposte, però come si vede dallo studio stiamo investendo in innovazione, in ricerca, stiamo proteggendo il sistema anche formativo e informativo, le risposte non saranno domani mattina perché come sempre si sa hanno bisogno di tempo, ma è un'attenzione vera che la Regione dà a quel mondo perché è il nostro futuro. Tutto sommato, comunque, nel Veneto del manifatturiero e della piccola e media impresa la forbice tra i ricchi e i meno abbienti non si è allargata troppo come invece in altri paesi. Certo, le previsioni parlano di una ripresa lenta e dagli sviluppi ancora incerti. Lo sviluppo va verso est, il Veneto, la nostra regione, si sta attrezzando, speriamo in fretta, per catturare le opportunità che stanno in Cina e nelle altre economie emergenti. Il rapporto ci parla di un cambiamento rapido di prospettiva, speriamo che le imprese siano capaci di attrezzarsi in tempi molto celeri per conquistare posizioni di mercato in queste realtà.